Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Le buone maniere. Sì, ebbene sì, sono di nuovo qua, vai, disgraziata di una, vai. Grazie, un successo che hanno telefonato, hanno detto, scusi, ho sbagliato numero. Mi è venuta così. Vabbè, per la serie Buone maniere parleremo come perché le buone maniere sappiamo tutti cosa sono, come comportarsi in un certo modo con la gente, tra noi. Come comportarsi quando si sta male. Perché quando uno sta bene è facile, ma quando uno è malato c'è un criterio di educazione. C'è gente che ha una febbre di 36,1, pianta dei macelli in casa. Ah, ho la febbre! Quanto c'hai? 30? Come un serpente boa. Fanno dei macelli. Invece ci vuole una dignità, perché l'educazione non si ammala mai. Terzo paragrafo, quarta Odissea, secondo libro di Grazia scritto da Donna Letizia. L'educazione non si ammala mai, quindi ci vuole un comportamento. Quindi uno quando va dal medico come deve comportarsi quando va dal medico? Prende il suo appuntamento, perché educazione chiamare, non andare immediatamente così. Arriva lì, c'è la sala d'aspetto che il medico mette a disposizione, perché uno deve aspettare un pochino e mette a disposizione questa sala d'aspetto più serenamente possibile. Ti mette a tuo agio, la arreda questa sala d'aspetto, il medico la arreda con dei mobili. Una vergogna sono quei mobili lì! La vergogna dell'alta falegnameria europea! Perché i medici arredano le sale d'aspetto con i mobili di quando erano poveri. Mettono quegli sgabelli che alla rovescia con la schienale di qua. Mettono quei mobiletti, i quadri! Nelle sale d'aspetto i quadri! Non avete mai visti? Ce l'hanno loro e le ferrovie dello Stato, quei quadretti, quei paesaggi. Ho visto io un primario, un urologo che si è ritagliato il calendario e poi gli ha messo lì con delle cornicine da fame, ha messo lì questi quadri. Poi l'arredamento, mai fumare, evitare il fumo per cortesia, dà fastidio. Anche perché poi è pericoloso usare quei posacenere che il medico mette in queste sale d'aspetto, quelli con lo stelo, lunghi, quelli che metti la cenere e schiacci, t'arriva tutto in faccia e rovini tutto. Però sei messo a tuo agio, perché invece di stare lì ad osservare, perché mai osservare nelle sale d'aspetto, perché c'è gente che ti siede lì e ti guarda come dire, chissà che malattia c'è quello lì. Allora leggiamo, ci sono le riviste che il medico mette lì proprio perché i suoi pazienti leggano le riviste. Allora ti mette lì l'agronomo e il carabiniere del 61, delle riviste che non sono riviste, sono delle poltiglie di batteri che come ti avvicini ti guardano, prova un po' a toccarmi, vedrai che malattia ti rifilano, delle cose. Allora bisogna la rivista portarsela da casa. Somma educazione, portarsi la rivista da casa col tuo cellophane. Ti siedi lì, te la scarti, come te la sei scartata tutta bene, che ti accingi a leggere, c'è sempre quello che ti dice mi fa dare un'occhiata. Te la prende e ti fa. E te la ridà che ha 4 etti in più. Tu la strizzi e giri le pagine di là. Giri di là. Poi non bisogna mai superare, è in educazione, cioè uno ha un ordine, deve aspettare il proprio turno, perché c'è sempre quello che entra e dice scusate, vado a farmi firmare la ricetta. E cade stroncato dalle maledizioni che gli mandano poi quelli lì dopo 2 parti. La visita, il dottore non è un paziente.
Il dottore non ha tempo da perdere. Quindi andarci con la ricetta, con la fotocopia della ricetta dell'anno prima, tanto è lo stesso. Farsi fare una visitina come fanno i medici oggi, ti auscultano il cappotto e mai, mai chiedere la fattura a un medico. È da maleducati, perché il medico piuttosto di farti una fattura ti ridà le malattie indietro. Perché aia, anche questa lezione è finita. Leggiamo le massime. La massima di questa settimana è: la matematica è un'opinione. Mike, buongiorno. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima lezione. Preparatevi. Ciao a tutti. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Contro questo sporco grasso ci vuole un solvente. Tergi Tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare, perché contiene alcol. Tergi Tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare. Tergi Tutto. Un vero ristorante giapponese. Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divorodor funziona davvero. Divor Odor deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi.